Questa, ragazzo, è l'area sosta camper di Artegna in provincia di Udine. Non te la descrivo tanto perché ho le balle girate oggi. Dovrebbe essere vicina esatto, attaccata, no, vicina alla ferrovia. C'è una panchina a picnic. C'è il carico e scarico. Allo scarico diamo voto 10 e anche al carico. Basta, e qui una specie di zona industriale. Nelle vicinanze di carino da vedere c'è il castello di Artegna e forse un po' il paesino. A tutte le squadre, agiremo con decisione. Troviamo Hastings, prendiamo la testata. Sì, guarda, Ricordissimi di infanzia, uguali. Ah no, guarda bambino, un documentario in diretta. C'è questo gabbiano che squarta il piccione, gli mangia un po' le budella, i tessuti muscolari, hai visto? pensa che a scuola c'era un piccione morto. Ah, Sì, in mezzo al nostro giardino c'era un piccione morto con le ali aperte, con la testa distrutta, che gli si vedevano le ossa e aveva della carne e c'era tutto il sangue e in più c'era l'osso del collo spezzato che gli andava dentro il petto tipo. Guarda che bella festeggiata che abbiamo qua. Oh, che bella festeggiata. Oh, mamma mia. Ciao, bella festeggiata. Mamma, Con l'autista privato. per il tuo compleanno. Come dicono. Mamma. Tappa numero 1. Questo qui, se vuoi replicare, si chiama Faraone Pub e è a Borgo Rico in provincia di Padova. Non siamo mai stati. No, che parche racconto e robe. Ui, che bello. Wow, fantastico. Che figo. Enormissimo, porca miseria. È enormissimo, solo che ma come tutti i pub non si va più per bere, si va per mangiare purtroppo. Un altro posto che ci sentiamo di consigliarti tantissimo, questi ce l'ha fatti conoscere il Marcus Caldonius che è da ste bande, è il Tamiso, forse l'avevi già visto in una vecchia puntata che eravamo venuti qua io e Alessia in moto. È un museo, pizzeria, ristorante dove ti consigliamo, punto. Può che sia un processo del pari. Trovare il MCP come sa, no, mi farà mie brutte sorprese. No, devo respirare. Buongiorno. Ah, buongiorno, chi c'è qua? Io sono. Ciao amore mio bello. Ciao. Sì. Buongiorno, che bel buongiorno. Oggi assistenze hardware, ma sì, tanto col mega impianto che ho posso attaccarmi anche PC fissi. Mi sono veramente costruito non solo l'ufficio per il design e tutte le mie attività, ma anche per le assistenze, tutti i tipi di cavi, adattatori, con tutto quanto. Ho proprio il laboratorio oltre che l'ufficio. Cioè, sono gasatissimo, fioi. Un sogno realizzato, guarda, su un camper, c'è un ufficio che ti sposti, vai in giro. Pazzesco. Forse ho trovato la massa mancante che mi segnava l'alternatore. Era questo che adesso ristringerò bene. L'ho grattato con la carta vetrata. Adesso gli metto del VD40. Il riattivante elettrico non lo trovo più. E basta, riassemblo il tutto e provo. Funziona perfetto. Mamma mia, prova te a pulire il camper col compressore, c'è anche nelle fessure dappertutto, boia cosa ti viene su. Per quanto pulito tieni, una volta due all'anno ci va con compressore industriale, passato tutto, per ogni angolo più nascosto. È chiusa, area sosta camper, carico e scarico per i non ospiti, euro 5, niente, io volevo solo vedere area sosta camper di Pianiga, non so perché uno ha da pagare per star qua. Tutto rispetto qua a Pianiga e con tutto il rispetto per l'area camper, insomma, porco cane. Poi guarda come si fa per abbassare la temperatura del termostato, vedi? 22 gradi, dai, vai giù ancora. Vai giù ancora. Dai, non posso avere il prezzemolo a 22 gradi, ieri in congelatore, dai tu, perché qua è il sensore di temperatura, guarda dove che io ho messo. Se che il caldo va verso l'alto ci andava un po' più basso. Adesso abbiamo 23 gradi perché se segna troppi gradi, tipo 30-35 gradi, cosa vuoi che parta la caldaia? A me serve l'acqua calda per fare la doccia, no? Aspetta che su vengo fuori di corsa da doccia perché devo
condividere una cosa al mondo che secondo me è molto importante, sia per il mondo e sia per me, ok? Allora, ti racconto cosa sta succedendo. Te metto da qualche parte, aspetta. Qua sta il telefono, il singolo telefono, non sta preoccupate che col sugamano su non sono ignudo. Fare un discorso importante, dai, bisogna stare seri. Allora, io ora, aspetta, guardo se le devo registrare, sì, le devo registrare. Io ora sono qui fuori da un tu, che è anche un cliente. Allora, precisamente sono nel suo giardino, sono dentro, ok, dentro la recensione, ed è sera. Allora, il fatto che uno vada da un cliente ad Ascherivo, te sa che mi giro sempre largo in te robe, è una cosa normale, cioè se devi fare un lavoro devi vedere un attimo l'azienda, devi parlare e via discorrendo, come non so, devi rifare un bagno e cazzo te andrà a vedere a casa come che è fatta il bagno attualmente, com'è eccetera, prima di far preventivi, brigare eccetera, no? E fin qua è tutto normale. Spero di non essere frainteso, normale nel senso reale del termine, non nel senso dispregiativo, è una cosa normalissima. Però, e qui spero di riuscire a dare in eredità questa cosa che è molto importante, io però sto dormendo con un camper, che tra l'altro è la mia casa e il mio ufficio, nel giardino di questo signore, di questo tu, di questo cliente, chiama come che te vuoi, no, non faccio nomi per correttezza, e non è normale, cioè è una cosa figa. Ma però se io non mi fermo, e questo è quello che voglio dirti, se io non mi fermo a pensare, a rendermi conto che questa cosa non è normale, attenzione che è importante ragazzi, questa cosa figa, che è solo un esempio, una cosa come tante, questa cosa figa diventa normale, quindi non è più figa, quando in realtà sarebbe figa. Hai capito? Quindi è importante questa consapevolezza di ciò che facciamo, ok? Come quando dico a certe persone, hai speso 100, ma spendi anche 300, però renditi conto che non è normale, le spese che stai facendo sono spese da ricchi, cioè, adesso prendo sempre esempi a caso, ok, sempre senza far nomi eccetera, quindi lavoriamo di più su questa nostra consapevolezza, questo nostro rendersi conto, questa è la consapevolezza di ciò che realmente stiamo facendo, delle fortune che abbiamo, ok? C'è gente che muore di fame in giro per il mondo, c'è gente che in mezzo alla guerra, porca puttana, quindi rendiamoci conto che certe cose che per noi sono normali in realtà non lo sono, e quindi sentiamoci grati di vivere queste cose fighe. Il fatto del camper è solo un esempio, Oggi lavoro un po' qui in emergenza, in questo ufficio della Van Life qui aspetta, no, che devo inquadrare sbagliato, a Portogruaro. Quanto niente, poi ho deciso che entro dentro in pronto soccorso, perché da 8 giorni che mi fa ancora malissimo alle coste, magari devo spaccare qualcosa, perché quando mi do l'arnica sento rumori strani. Porco, che altra una roba è che altra, quel che abito all'ospedale del Portogruaro, che altro, che non è neanche il mio paese, è tipo a 50 km da dove che sono io. Però gli ospedali della mia zona proprio non funzionano, poi parlano della mala sanità del sud, sì, venite su a San Donà a Jesolo e dopo ce la raccontiamo. Ok, niente di rotto, di questo ne sono felice. 61 euro, certo che tra le operazioni qua mi stanno facendo alla vescica e tra la tega qua sulle coste, porco cane, sono un 500 euro anche a loro, porca troia, faccia la sanità gratuita, a pensa se era a pagamento, e ho fatto bene a venire qua la sera, perché domani mattina alle 9 devo entrare in ospedale, giusto per raccontarti un fare robe da vecchi, no? Perché mezzanotte è passata, cioè mi sarei pensato una giornata di lavoro, mentre così ho fatto la serata alternativa, no? Cioè vuoi mettere, invece di stare a casa a guardare la TV, cioè fare il giro in pronto soccorso, fare i raggi, cazzo. In questo periodo sto leggendo i libri di Russai, che ti consiglio tantissimo, anche perché ha un modo di scrivere molto gentile, per gentile intendo che sa comunicare agli altri le nozioni, al contrario di tanti altri filosofi o scrittori in generale che non si fanno capire, sono particolarmente critici, sono
difficili da interpretare e pertanto in sostanza non capisci un cazzo di quello che dico, hai capito? Mi ricordo le prime volte che leggevo Nietzsche, cioè cose a star lì col dizionario in mano, per carità, dopo magari dipende anche dalla gentilezza del traduttore, visto che Nietzsche era tedesco. Ma questo, seppur preso alla larga come sempre, era per dirti che se apprezzi le filosofie del canale Le Puntine del Mondo, ti garantisco che la maggior parte le potrai ritrovare nei testi di Roussel. Chissà dopo com'è che si pronuncia, ma è veramente così importante la pronuncia, ragazzi. Sembrano sempre delle strane coincidenze quando ritrovo, ma anche tu ritrovi, perché adesso arriviamo al nocciolo del discorso, della riflessione, quando ritrovi tutte le tue filosofie, i tuoi pensieri, i tuoi ragionamenti nei libri, indipendentemente che siano di grandi personaggi o, passami il termine, di gente comune. Questo per dire che alla fine siamo la stessa macchina, cioè il cervello quello crea e la realtà quello è, hai capito? Non puoi girarci tanto attorno e pertanto anche nei libri dei grandi del passato puoi ritrovarci dei pensieri che magari consideravi semplici, banali o normali o scontati o magari a volte anche un po' particolari, un po' stravaganti, no? Ma che è anche una sorta di consolazione, cioè almeno senti dentro di te quella vocina che dice cazzo, ma allora non sono solo al mondo, oppure cazzo, ma allora vedi che avevo ragione. Ah, questo cane, sai che gli manchi al gatto, Amy? Sì, gli manchi al gatto. Il gatto dice, dov'è il cane puzzone, quello che mi caga sempre dappertutto? Qui è a cagare in trasferta. Potrei ma non voglio fidarmi di te, io non ti conosco e in fondo non c'è in quello che dici qualcosa che pensi, sei solo la copia di 1000 riassunti, leggera, leggera, si bagna la fiamma, rimane la cera e non ci sei più. Vuoti di memoria, non c'è posto per tenere insieme tutte le puntate di una storia. Piccolissimo particolare ti ho perduto senza cattiveria.